Qui alle mie spalle adesso vedete il gruppo di case di Monesteroli, dove se andate appunto su Google e digitate scalinata di Monesteroli vedrete la particolarità e la estrema difficoltà che c'è per accedere a questo gruppo di case. Però l'estrema difficoltà attira molto anche una clientela che ha bisogno e vuole un'unicità anche di alloggi. Ci sono delle strutture ricettive che affittano e un certo target di clienti, che magari potreste essere voi, cercano proprio questa unicità. Quindi arrivate in alto con la macchina, si parcheggia e si fanno più di 1300 gradini per arrivare a questo gruppo di case. Immaginatevi voi poi l'unicità di poter avere un immobile qui, poterci alloggiare, poterci dormire, e da lì l'unica cosa, non abbiamo un accesso diretto però al mare. Se volete farvi un bagno dovete scendere giù dall'altra parte da Schiara. Questo contesto è parco nazionale, quindi considerate che chi ha ristrutturato questi immobili ha seguito proprio alla lettera quelle che sono le indicazioni sia del parco che della sovrintendenza. Però si può comunque riuscire a realizzare delle strutture che abbiano mantenuto lo stile del Rudere, ma poter dare anche i comfort di una casa vacanze per poterci trascorrere dei weekend in massima relax e in massima comodità.